Una buonasera cari telespettatori, e qui la vista è da mozzafiato. Siamo a Spessa di Cividale, le riprese del nostro Paolo Bassi testimoniano che si può vedere da questo versante, si può vedere Udine, si può vedere in primo piano anche il campanile di Premariacco, più a destra Cividale, ma noi siamo qua per raccontare la vendemmia 2022 con Paolo Rodaro. Prima di questa trasmissione ho detto: ma come ti definisco, vignaiolo, produttore vinicolo? E lui in estrema sintesi mi dice: buonasera Paolo intanto. Buonasera Daniele. Come ti definisci? Io mi definisco contadino, che è la definizione dei vocabolari più accreditati è l'abitante del contado che coltiva la terra, e quindi contadino non è niente di dispregiativo, anzi per me è un onore. Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Alle nostre spalle è la nostra casa di residenza, di me e di mia moglie. È una casa storica, è una casa che risale la prima parte ai primi del Seicento, quindi inizio del XVII secolo, e attraverso diverse proprietà della famiglia dei Nussi di Cividale, e poi attraverso il conte romano ed ora della famiglia Rodaro. Allora, e poi vi mostreremo il ben di Dio che c'è oltre quelle mura. La vendemmia è in pieno corso, Paolo. Io però amo fare amarcord e mi piace tornare indietro di qualche anno e pensare a Paolo Rodaro da piccolino alla vendemmia. La vendemmia, intanto io sono la continuazione della sesta generazione, perché il documento della mia famiglia, il documento più vecchio, è datato 23 marzo 1846 e proprio in onore a quella data lì qualsiasi evento aziendale, i più importanti, li facciamo il 23 marzo. Che cosa voleva dire vendemmiare tanti anni fa, quando ero bambino? Voleva dire innanzitutto cominciare la vendemmia il primo giorno di scuola con il Tokai, ma il primo giorno di scuola era il 1° ottobre. Non come adesso che si raccoglie l'uva in agosto o i primi di settembre, perché il cambiamento climatico ha un'importanza determinante anche nel nostro settore. Quindi ciò che in 50 anni praticamente si è anticipato mediamente di 40 giorni l'epoca vendemmiale. Che cosa facevi fra i filari quando avevi qualche anno in meno? Mi ricordo in modo particolare quando prima del 1967 la mia famiglia aveva 1,5 ettari di vigneto e io andavo a vendemmiare con mio padre, mio zio e tutta la mia famiglia, ed era il particolare che sia mio padre che mio zio mi facevano raccogliere i chicchi che cadevano durante la raccolta, perché mi dicevano che una volta un signore aveva fatto addirittura 100 ettolter con i chicchi che si raccoglieva. Questo è per insegnare al bambino a risparmiare, a tenere conto di tutto ciò che la natura ti dà. Voce del verbo non sprecare. Non sprecare, non sprecare. Immaginarsi in questi momenti qui se non è attuale questo concetto. È là che volevo arrivare. Dobbiamo dire, Paolo, come si vendemmia da queste parti? In questo momento noi oggi ad esempio stiamo raccogliendo il Sauvignon, si raccoglie tutta la collina, deve essere sempre raccolta manualmente perché non esiste nessun macchinario che dia la possibilità di usare macchinari in collina per la raccolta. E poi per scelta aziendale noi raccogliamo su 70 ettari non più di 15 ettari a macchina, ma vuol dire che 55 ettari sono raccolti manualmente con 35-40 persone in collina. Ecco, poi con Paolo Rodaro ovviamente, adesso entriamo, come vi dicevo, perché questo è un museo che va visitato, che ci porta molto indietro nel tempo. Chiederò a Paolo, ma è una risposta che mi aspetto un po' più tardi, che cosa si prova quando la forbice incide sul grappolo e ci si trova il grappolo tra le mani. Anzi, dammi la risposta adesso, che sono curioso. Ti do la risposta. Quando si taglia il grappolo bisogna che la fantasia voli fino al punto di dire: che cosa mi darai nel bicchiere, ciò che ti sto tagliando adesso? Quando
portato a casa, pigiato, cominciata la fermentazione, finita la fermentazione, il mosto diventa vino. Quali profumi, quale finezze, quale armonie, quale corposità riuscirà a darmi quello che ho in mano? Questo è uno dei tanti interrogativi. Io assieme a Paolo ovviamente chiedo permesso, entriamo e con le riprese del nostro Paolo Bassi vogliamo mostrarvi che cosa c'è oltre queste spesse mura. Ed eccoci come promesso all'interno di questa che è l'ingresso di questa storica casa. Vedo tante rappresentazioni sul muro. Che cosa si comunica? Queste sono le pitture naif del primo pittore naif, ultime dell'Ottocento, prime del Novecento, Jakub Pittor, Giacomo Meneghini in italiano, Jakub Malar in sloveno, ed era un pittore, appunto naif, originario di Cernieu, che andava in giro a pitturare tipo il Ligabue di turno per un piatto di minestra. E quello che più mi interessa è che mio zio, morto 13 anni fa, lo ha conosciuto perché Jakub Pittor è morto in manicomio nel 1935, mio zio era del 23, ed era un pittore sempre ben voluto dai bambini, perché quando arrivava nel paese lui aveva un biscotto, una caramellina, una menta, come si usava quella volta, da distribuire a tutti i ragazzini che gli andavano incontro. Senti, tra i messaggi su questo muro, tu la testa all'asin tuo lavare, ma non lo potrai disasinare, cioè un asino rimane sempre un asino. Un asino rimane un asino, se questo andava bene 100 anni fa, immaginarsi adesso se non va bene. Ma vi consiglierei di inquadrare ancora qualche parete delle finestre in cui c'è questo pollo. Beh, c'è qualche ragnatela, ma me la perdonerai, Daniele. C'è questo pollo senza penne e c'è scritto non stupir se è pelato, con legali se è intrigato. Immaginarsi se non è attuale ancora questa battuta qua, questa massima. Risalgono a che anni questi? Ultimi dell'Ottocento, primi del Novecento. Questo guardava lontano, eh? E questo andava molto lontano il messaggio, si sapeva già da allora quelli che erano i principi proprio del vivere. E qui vedo, vicino agli squali che saluto, che sono ancora con noi, questi sono i tavoli, lo evidenziavano uno dei componenti prima, i tavolini di una volta. Questi erano recuperati comunque, sono dei tavoli di osterie, che noi li usiamo qui per fare delle degustazioni, perché questa è la stanza più importante che abbiamo in azienda e quindi è una parte dell'azienda ed è una stanza di rappresentanza anche per l'azienda stessa. Quando abbiamo qualche degustazione importante o qualche visita importante, nel silenzio di questo posto qui preferiamo trovarci qui per degustare i vini. E vedete qua, cammini di metro in metro e qua continuano i messaggi. Quando che il gatto dorme, il sorcio balla. E questo è proprio lui, l'autore. Jakub Pittor che diceva quando il padrone non c'è, gli altri fanno un po' ciò che vogliono. No? Anche questo è molto attuale. È molto attuale, è molto attuale. Come ad esempio vi consiglierei di inquadrare un momentino le due cognate che si tirano i capelli. Meraviglia non vi fate, queste sono due cognate, magari con tanti errori di ortografia, perché non sapeva scrivere, ma quanto lungimirante era Jakub nel vedere che le due donne di casa, le due cognate, non andando d'accordo, si tiravano per i capelli? E anche questo è molto attuale. Stacchiamo un attimo, tanto Paolo rimarrà con noi per tutta la trasmissione. Saluto ovviamente gli squali, Luigino Squalizza in primis, saluto anche Roberto Squalizza che è il fratello e Renzo Pascoli. Io vorrei iniziare con un brano che vuole dirvi di che cosa parleremo questa sera allo Scrigno, ovvero sia l'uva fogarina.
Grazie agli squali e noi continuiamo a camminare all'interno di questa antica sala di degustazione. Siamo con il nostro Paolo Todaro e questo signore, che è l'autore delle opere che vediamo su questi muri, ci sorride e sembra che ci dica: ben arrivati, guardate e memorizzate bene i messaggi che tanti anni fa ho lasciato impressi su queste antiche mura. Noi adesso abbiamo esaurito lo spazio della prima parte, noi rimarremo ancora, credo, per una parte qui dentro, perché è difficile staccarsi, perché ci sono attrezzi antichi e oltre quella porta in legno c'è un'officina che ci porta anche in questo caso molto indietro nel tempo. A tra poco. Seconda parte dello scrigno. Prima di passare in quell'officina volevo mostrarvi degli attrezzi tipici della vendemmia. Ce ne sono addirittura 3, Paolo. Sì, sono 3 torchi che adesso in realtà solo 2 non ne usiamo più perché uno lo stiamo usando ancora. Quello lì è dell'800, ce la siamo trovato qui in questa azienda. Francamente devo dire che io non l'ho mai usato e neanche mai visto usare, è quello più vecchio. Proprio tutto in legno. Come funzionava? E funzionava che c'era un pezzo di legno e la parte centrale scendeva e col scendere torchiava le vinacce che erano sotto, l'uva che era sotto. Poi alla destra del nostro Paolo ce n'è un altro. Questo invece io l'ho usato perché negli anni 60-70 in piccolissime produzioni si usava ancora, è un torchio meccanico, quindi chiamato a crick, perché era proprio un crick che scendeva e pressava le vinacce che erano sotto facendo scendere il mosto. Poi su quel muro vediamo appeso il Seon, no? Il Seon, sì. Il Seon, quando non c'erano le motoseghe, in realtà nei boschi si andava con questo, e appeso ancora c'è un cos che tanti di loro magari non sanno che cosa significava, ma quello lì veniva messo nel muso delle mucche affinché non mangiassero l'erba e magari non si gonfiassero mangiando l'erba verde. E qui c'è un immortale jukebox e poi mostriamo il terzo strumento proprio per l'appoggiatura del vino, e quello si vede che ha una strumentazione idraulica. Quel torchio là, in realtà, siccome noi facciamo circa 500-600 litri all'anno di piccoli, dipende dall'annata, e non è possibile pressare la vinaccia di 500 litri in una pressa normale, pneumatico, tutto quello che si vuole, delicatamente si usa ancora quello lì. Questo viene lasciato fino al mese di ottobre, ma a novembre o dicembre, quando viene torchiato il piccolino, viene fatto proprio con quel torchio lì. Senti, quindi è perfezionalmente funzionante. Paolo, quel jukebox, qual è la musica che è più ricorrente quando lo accendete? La musica più ricorrente è che quella che fa ricordare a me i primi balli lenti. Io ho 64 anni, ma quando andavo in marina, perché sono una persona normale, non è che fossi stato un santo, in terza media si andava a Cividale in un bar che adesso mi scappa il nome, e la canzone che si suonava a 12-13 anni era Pensiero dei Pooh, e quindi questo Pensiero dei Pooh è la prima canzone che io metto sempre quando arrivano degli amici. Allora, vorrei chiudere questa narrazione in questa stanza e poi andiamo in officina con il secondo brano. Siccome ho il foglio dall'altra parte, Luigino, andiamo? Strizze, finché al ben, che la vendemmia e la de ben, visto che siamo sui torchi, no? Antica villotta. Squalizza ci propone i suoi un'antica villotta e il titolo non poteva che essere questo.
Allora Luigino, è stata un'estate intensa. Eh sì, abbiamo avuto, specie nel mese di agosto, si sono recuperate tutte le feste che dovevano essere fatte in maggio, in giugno, no? Quindi abbiamo avuto anche due manifestazioni a domenica, no? Ieri eravamo a Sappada 3 giorni, dopo Rigolato, Clavai, Sigiletto, Ferragosto, un'infinità di manifestazioni. Ci fate sentire ancora un terzo brano che potrebbe Ora essere? in bevi, torna bevi. Grazie agli squali. Noi adesso ci spostiamo e andiamo, varchiamo quella soglia e vi mostriamo un'officina di un uomo speciale. Eccoci qui in questi 5 minuti di questa seconda frazione dello Scrigno. Questa è un'officina speciale, Paolo. Questa è l'officina del conte Antonio Romano, morto nel 75, e quando noi siamo entrati qui per la prima volta abbiamo trovato questo ben di Dio. All'inizio volevamo fare un ufficio perché questa stanza di 4 metri per 3 era adatta con le luci delle finestre ad fare un ufficio, e poi abbiamo detto assolutamente no, questo deve rimanere un piccolo museo aziendale. Ecco, abbiamo visto un tornio e qua veramente c'è tutto l'occorrente per riparare, costruire, sistemare. Certo, ma la prima cosa che balza agli occhi così sono le terre, gli ossidi che venivano usati una volta per pitturare, non c'erano le pitture già pronte, e tutte le pitture che abbiamo visto prima sono fatte con queste terre, la terra di Siena, la terra di Verona, e tutti questi colori qui che sono ancora attualissimi e hanno un valore enorme. Ecco, vedete come in un negozio, in una ferramenta, minuterie, le serrature, motore elettrico, le molle, quindi qua c'è tutto l'occorrente per il lavoro manuale. Chi entrava qua dentro? Qui il conte aveva la passione della meccanica e quindi lui si dilettava a sistemarsi le macchine, a costruirci delle macchinette e a riparare le sue macchine, che siano auto, moto o anche attrezzi di campagna. Come lì ad esempio si vede che c'è un tornio, mi è stato detto che è un tornio dell'800, ancora di quelli a pedale, e poi gli era stato messo un motorino elettrico. Ed è stato qui proprio un insegnante del Malignani di Udine, mi ha detto guarda, questo è perfettamente funzionante con tutti gli attrezzi che sono là, l'abbiamo provato, se vuoi te lo metto in funzione, te lo uso. Ho detto mi dispiace, non ho questa passione per la meccanica, però ho la passione di conservare e di mantenere inalterato nel tempo. Una cosa che volevo sottolineare è che chi è proprietario di questi luoghi non è il padrone che possa fare e disfare quello che vuole, ma molto più modestamente è un temporaneo custode che prende ciò che gli altri hanno lasciato, mantiene e conserva, cercando di stimolare emotivamente anche le generazioni che vengono dopo che abbiano a conservare ciò che anche noi abbiamo ricevuto. Paolo, e quel motorino? E il motorino è un Lambrettino
degli anni 50 è il Lambertino del Conte romano, l'ultimo bollo è del 63, mi è stato regalato dalla contessa Elisabetta Bertoli Romano quando abbiamo acquistato 20 anni fa questo sito, e noi l'abbiamo smontato, riparato, messo in moto e poi lasciato lì a ricordo proprio del conte romano che, a differenza magari di tanti nobili dell'epoca, era un conte buono, un nobile minore perché aveva solo 7 mezzadri a suo tempo, mentre i nobili importanti avevano 50, 60, 100 mezzadri e lui era un nobile minore, però era uno che quando, io l'ho conosciuto molto bene, quando ci trovava noi ragazzini nell'osteria ci offriva sempre il gelato, quindi in questo momento mi piace ricordarlo proprio con questa tenerezza. Senti, poi credo che potremmo andare anche un po' prima in pubblicità, così chiudiamo questa parte e quindi poi nella terza apriremo con gli squali, e saremo in mezzo ai filari e a 2 passi dai vendemmiatori. Quel passaggio che mi dicevi prima di quella signora, quella frase che hai fatto tu rispetto alla musica. C'è una signora di Udine che canta in un coro, quindi la battuta, la frase è sua, ma la faccio mia, che quando passi per strada e senti cantare, fermati, non temere, i malvagi non hanno canzoni. Quindi prendete nota. Noi adesso ci fermiamo, seconda parte chiusa, e adesso siamo curiosi di vedere come va la vendemmia con la famiglia Rodaro. Terza parte dello scrigno, finalmente siamo arrivati in mezzo a questi 30 filari dove si sta vendemmiando lo Chardonnay, quindi sono ancora con Paolo Rodaro e con la moglie Lara, e allora io a questo punto, prima abbiamo parlato tanto con Paolo, adesso vado da Lara. Come si fa a trovare vendemmiatori al giorno d'oggi? Con i social, attraverso i social sicuramente. Quest'anno c'è stata una bellissima risposta, è stata la prima volta che Rodaro mette sul suo social istituzionale l'annuncio, e voglio proprio ringraziare a chi ha risposto e ha accolto la nostra chiamata con molto entusiasmo, e siamo anche sorpresi dalla bella risposta e dalla gente nuova che ci è venuta a trovare e poi ha aderito alla nostra offerta di lavoro. Non esistono più gli uffici di collocamento, o meglio, non si utilizzano come un tempo. Si utilizzano, probabilmente noi non siamo stati bravi a fare le domande giuste agli uffici di collocamento, insomma in questo momento chiediamo ad altri canali per l'adesione quando ci serve forza lavoro. Ecco Lara, ma adesso andremo a conoscere, ma chi è il vendemmiatore tipo? Il vendemmiatore tipo è un vendemmiatore che può essere o in pensione, quindi ovviamente anche questo bisogna tener presente, che chi è in pensione oggi vuole investire del tempo per fare qualcosa, viene a farlo anche da noi, oppure sono persone che sono anche giovani e che diciamo prendono questa esperienza come un nuovo modello forse di vita, anche per stare vicino alla natura, oppure forse per provare una nuova esperienza che gli possa dare un reddito. Quanti anni hanno questi filari? Questi filari hanno 20-25 anni, insomma. La filosofia dei Rodaro è quella di cercare di far rendere le vigne produttive, anche se c'è pochissima produzione per ettaro, e in ogni caso insomma cerchiamo di avere delle vigne mediamente giovani, ecco, rispetto a vigne molto più antiche che si potrebbero avere. Lara, poco è più bello e più buono? Poco, se è di qualità, è fantastico. Questo è importante. La bassa produzione per ettaro è un must che Paolo ci ha sempre trasmesso, e poi ovviamente bisogna avere una cura veramente dei dettagli quando si fa il vino, come si fanno le cose bene nella vita, insomma. Grazie a Lara. Paolo, toccando queste foglie, l'abbiamo detto prima nelle altre parti, quando si raccoglie un grappolo qual è l'emozione? Tu dicevi, di fatto parlo col grappolo e dico chissà che prodotto mi offrirai quest'anno. Queste sono importanti. Prima di toccarle le foglie bisogna guardarle.
e guardarle vuol dire vederle sane, verdi, piene di clorofilla, e vuol dire che non hanno preso né la peronospora né l'oidio, quindi le principali malattie non sono state colpite. Siamo riusciti a intervenire nel momento giusto. Teniamo presente che questa è un'annata record per il numero limitato di trattamenti contro la peronospora. Siamo a 7 trattamenti in un anno, che sono trattamenti che si fanno in Sicilia e non certo in Friuli. Senti, un tempo si diceva, ma per fare un trattamento in vigna solfato, è difficile fermarsi ai vecchi tempi da questo punto di vista? No, non è che sia difficile, è indispensabile. Si fa solfato ancora. La peronospora si combatte col solfato e l'oide si combatte con lo zolfo. Quindi questi sono i due principali elementi naturali in un sistema come l'abbiamo noi per combattere le due principali malattie: peronospora, solfato di rame, oidio, zolfo. Punto. Ti ricordi la prima vendemmia? La prima vendemmia no, perché c'è stato, da bambino c'è un approccio graduale, e quindi la prima vendemmia mi ricordo tanti parenti che non c'erano le forbici che c'erano adesso, quindi con le forbici da cucina, quello mi ricordo, oppure con la roncola a tagliare i grappoli, questo mi ricordo. Questi sono i primi approcci della vendemmia. Allora, con Paolo e con Lara adesso percorreremo questo filare in lieve salita, però vogliamo intrattenervi ancora con un brano degli Squali che sono qui con noi, quindi possiamo andare con che brano, Luigino? Allora, una mia composizione, siccome io sono di Savorgnano, no? La moglie è a 500 metri da qua, originaria, allora il vin di Siorgnan. Grazie agli Squali. Vedete che il nostro Paolo sta riprendendo appunto le vigne dove appunto l'uva si è già raccolta. Qui ci sono delle borse termiche evidentemente per tenere al fresco l'acqua, e là vedete quel mezzo agricolo che è uscito dal filare. L'uva dove va adesso? Io volevo farti notare un'altra cosa. Se venite con me vi faccio notare che ho visto adesso una cosa bellissima. Venite. Che è qui? Non sono andato a cercarlo. Non sono andato a cercarlo. È lui venuto a cercare me, o noi. Il nido di un uccellino che non so che cosa, di qual è, non è stato messo lì per le riprese. C'era lì, Quindi lì hanno fatto il nido, hanno fatto le uova, sono nati piccoli. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i trattamenti che facciamo nel vigneto sono ecocompatibili
e sostenibile per la vita degli uccellini. Ecco, quindi questa non era, e fa bene Rodaro a dircelo, non abbiamo creato la scenografia ad hoc. Ti chiedevo prima di quel trattore, evidentemente il carico d'uva, il carro, dove va? Va in azienda, va nella diraspatrice, vengono eliminati immediatamente i raspi e il pigiato, quindi il pigiato che è mosto e bucce, va nella pressa per essere spremuto immediatamente. Quindi il grappolo che viene raccolto, dopo 3 ore dal momento in cui viene levato dalla vite, quel mosto lì è già che fermenta nella vasca. E noi adesso andiamo a vedere come si raccoglie l'uva qui a Spessa. E allora chiudiamo questa terza parte fra i filari, siamo proprio penetrati nel cuore della vendemmia qui a Spessa. Lei si chiama? Il signor Leonardo. Allora Leonardo, intanto lei quant'è che fa questo mestiere? Ma diciamo sono parecchi anni, di cui 2 consecutivi con l'azienda Rodaro e altri li ho fatti in altre aziende, sempre della zona, insomma, ecco. Senta, ma lei ha un altro lavoro? No, Deve andare in pensione. ma io spero di sì, almeno ho già stato dai sindacati, le cose mi mancano ancora un po' di anni, poi vediamo con le nuove elezioni eccetera, se c'è questa possibilità anche di togliere la legge Fornero eccetera, magari riesco ad andare prima ancora. Ecco, senta, ma perché ha scelto? Lei non fa solo il vendemmiatore? No, ho fatto moltissimi lavori nella mia vita. Non sto a elencarli tutti perché se no staremo qua molto tempo, poi c'è stato un po' di crisi eccetera, ho passato gli anni migliori negli anni 90 che si poteva trovare lavoro subito lasciando uno per migliorare anche economicamente e poi ho fatto un po' di tutto, perfino il becchino per dire, ecco, e poi ho trovato lavoro così agricolo o vendemmia quello, quell'altro, insomma dopo sono riuscito sempre ad andare avanti. Come sta andando la vendemmia? Ma direi bene, è stato curato bene, soprattutto il mese di luglio o giugno durante la siccità, insomma è stato un percorso di bagnare le piante, di curarle, eccetera, di anche eliminare qualche grappolo che non serviva, eccetera. Senta, lei vuole bene all'uva. Ma sì, quando la raccolgo, ma anche quando dopo viene trasformata e direi che mi piace ancora di più. Quindi il prodotto vino. Esatto, un Bontai. Allora io la ringrazio e le auguro Ringrazio lei e ringrazio Telefriuli. buon lavoro. Allora noi adesso andiamo avanti perché vogliamo mostrarvi proprio in presa diretta che cosa sta succedendo fra questi 30 filari. Lo ricordiamo, lo ha ricordato anche prima il proprietario Paolo Rodaro. Qui si è iniziato a lavorare, a vendemmiare con netto anticipo rispetto al passato. Gli squali sono ancora tra di noi, io direi che possiamo andare in pubblicità e partiamo con la quarta parte con un loro brano e poi andiamo dai vendemmiatori e dalle vendemmiatrici. Allora andiamo con la quarta parte e iniziamo con un brano che è beneaugurante, Gli è finì delle vendemmie.
direi velocità quasi olimpionica. Lara, vieni che andiamo a incontrare i vendemmiatori, li vedete sono a poca distanza da noi, quindi c'è qualcuno che addirittura ripassa per vedere che qualche grappolo non sia rimasto appeso, e quindi vedete che davanti c'è quel trattore che apre, quindi c'è il carro alle spalle, di tanto in tanto si svuotano i secchi con l'uva. Allora io vorrei andare da questo signore che si chiama, buonasera. Buonasera, Fantinel Vanni, il vendemmiatore. Lei quant'è che ha deciso di praticare questo mestiere? Da metà agosto. Quindi ha fatto un bel po' di giornate? Sì, assolutamente. Ma qua sento un silenzio. Ma lei pensa a qualcosa o pensa solo a tirare giù l'uva? No, veramente penso a tirare giù l'uva e basta. Ecco. Senta, nella vita cosa fa oltre a vendemmiare? Facevo sedie, poi ho chiuso e mi sono dedicato un po' alla vendemmia. Di dov'è lei? Sono di San Giovanni al Natisone. Senta, ma da piccolo i suoi genitori, i suoi nonni la portavano a vendemmiare? Sì, tante volte. Mi mostra che cos'ha? Le forbici partaia? Sono delle forbici che così le apro e le taglio. Quando ha cominciato stamattina? Alle 7. Quindi quando era ancora un po' freschetto? Sì, assolutamente. Poi un'oretta di pausa? No, ma facciamo un'unica tirata fino a mezzogiorno, insomma. Ho capito. Quanta uva ha mangiato fino adesso? Poca, per adesso. In pausa vediamo. Di mangiarne un po' di più. Ecco. Allora, Lara, di fatto queste sono persone oramai che conoscono bene questo mestiere. Sì, certo, qualcuno è un affezionato all'azienda perché ritorna in qualche annata e devo veramente ringraziarli ancora per la passione che hanno, perché insomma vediamo che si applicano anche se non è proprio il loro principale mestiere, quello del contadino. E però lo è diventato un po'. Lo è diventato e noi avanziamo ancora, li vedete come sono concentrati, c'è chi si protegge con un berretto, chi invece sfida il sole. Ecco, questo è uno dei momenti, possiamo definirli più intimi, quando l'uva viene appunto posata in questo secchio. Buonasera. Posso chiederle come si chiama? Boris. Boris, lei è sloveno? Sì, proprio sloveno. Ma abita al di là del confine? Abito di là in Slovenia, vengo solo a lavorare qua da questa azienda. In che zona lavora? Abita, scusi. In zona Coglio, sloveno. Ma scusi, la vendemmia di qua e di là Le compagne, è uguale come qua. alle compagne, avete sentito lo sloveno? Ma si canta nei filari o no? Capita o no? Più da noi che qua. In Slovenia cantano più come qua, fanno più casino. Casino, ma senti, qual è il canto che si fa in sloveno fra i filari? Non ti chiedo di intonarmelo, ma Non so come si dice. tu non canti? No. Io solo lavoro, non canto. Senti, quant'è che fai questo mestiere, da quando eri piccolo? Sarà 45 anni già. E non è cambiato niente. No, è sempre uguale. Sempre uguale. Uva quando è matura bisogna tirarla giù, bisogna curarla se viene la nata che non è giusta per fare un buon prodotto. Se si vuole fare un buon prodotto bisogna già dall'inizio l'anno della potatura iniziare a fare bene per avere buon prodotto, di fare vino buono. Quello è il discorso. Senti, l'uva è un po' come un bambino, no? Va cresciuta. Quando inizia lo fai bene, anche uva dopo fa bene, se no non ti fa. Ti dà delle soddisfazioni. Ti dà soddisfazione, sì. Senti, ma tu preferisci il bianco o il nero? Qua più zona di bianco, però viene buono anche il nero, però ci vuole più lavorare sul nero per fare il prodotto più buono. Senti, approfittiamo dell'occasione, se ci sono dei tuoi connazionali, cosa vogliamo augurare? Per dire una buona sera, buona vendemmia a tutti, in sloveno. Come si dice in sloveno? Sì. La conosce? La conosci, si dice buonasera, buona vendemmia, srećno trhite. Hai capito, Bassi? Quindi noi andiamo avanti, salutiamo e ti auguriamo buona giornata a te, caro. Noi andiamo da questo signore che indossa questo cappello quasi sahariano. E non siamo nel Sahara, ma siamo dove? Dove siamo? Qua siamo a Spessa di Cividale, verso più Bosco Romagna. Ho capito. Puoi dedicarti a me, tanto Rodaro non ti richiama se ti fermi 2 minuti. Allora, intanto con il Rodaro quant'è che collabori? La prima volta. E le altre vendemmie dove le hai fatte? Ma da amici più che altro, non mai come dipendente, capito? Era solo per favori quando che lavoravo, sì. Cosa facevi?
Dipendente statale. Beh, insomma, non è mica me l'hai detto sorridendo. Dove lavoravi? Dove Ci lavoravi? siamo visti tante volte. No, ma dimmelo, la gente deve... Dove lavora? Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Arma dei Carabinieri, gliel'ho fatto dire, ci conosciamo da 150 anni, ma senti, è meglio stare tra i filari o avere la palletta in mano? Meglio tra i filari, meno preoccupazioni, meno pensieri, meno casini. Ecco, hai meno casini, ma vigne ne hai a casa o no? No, io ce l'ho, io sono originario del Veneto e là ce l'ho le vigne che adesso cura mio cugino perché mio zio è morto, mio padre è morto, quindi c'è mio cugino che va dietro le vigne adesso. Quindi andiamo di Prosecco in Veneto? Sì, Prosecco e altri vini locali come il Merlot, che poi Prosecco lo chiamano in un altro modo perché sarebbe Glerie, perché non lo chiamano Prosecco là, ma lo chiamano Glerie. Senti, c'è tempo per pensare quando si tira giù l'uva o no? No, si pensa sì, ma si va avanti col lavoro. Si va avanti con il lavoro. Adesso vediamo se riesco a agganciare questa signora che è dotata... Signora, si fermi. Buonasera, come sta? Bene, bene. Lei non voleva essere intervistata? Mi dica di sì. Sì, anche se non so bene che cosa dire. Beh, no, io le chiedo cosa fa, quant'è che fa la vendemmia, se lo fa da quando era piccola. No, da pochi anni. Ha iniziato quando? 2 o 3 anni fa. Ed è di dov'è? Dove abita? Sì, Cividale. Ah, proprio della zona? Sì. E l'anno scorso dove ha vendemmiato? Sempre qui da Irodaro? No, mi sembra che non ho vendemmiato l'anno scorso. L'anno scorso non ha vendemmiato, vedete che ci sono queste ceste di colore rosso, grazie e buon lavoro. Noi continuiamo ad avanzare, questi signori credo di averli già intervistati, vedete con quale cura e con che impegno, vengono quasi adagiati su una culla questi grappoli, quasi che gli acini non devono essere stressati e non devono farsi male. Andiamo qui a destra, andiamo da questo signore che si chiama? Torossi Gianni. E di dov'è? Qua vicino, Corno di Rosazzo. Ecco, in questo momento cosa la sta pulendo? Eh sì, perché rimane un pochettino di questo qua, è meglio togliere il marcio. Ovviamente se di più è da buttare via. Senta, chi le ha insegnato a vendemmiare? Beh, sono qua ormai da 13 anni che sono venuto. Il primo anno era poi piovuto parecchio e diciamo già imparato il primo anno parecchio perché bisognava curare. Ero stato quella famosa vendemmia che aveva piovuto tanto. Nel 2014? Cos'era? No, era un 2009-2010, mi pare 2009-2010 che aveva piovuto tanto. Quindi un'altra annata difficile. Sì. Senta, i primi passi fra i filari con chi li ha mossi? Con i suoi genitori, i suoi nonni? Ero venuto qua a vendemmiare con mio papà, però ho iniziato proprio qua perché avevo perso il lavoro, diciamo, nel settore della sedia e sono finito qua a vendemmiare per fare qualcosa. Vedete che è ricorrente, perdo il lavoro e devo ricollocarmi e l'agricoltura accoglie chi purtroppo perde il posto di lavoro. Vado da questa signora che è... No, ma però 2 parole signora, proprio mi dica solo buonasera e come sta? Buongiorno allora. Come va la vendemmia signora? Direi bene, grazie. Lei è timida? Sì, preferisco diciamo non parlare in televisione. Tutto. Perfetto. Io le auguro, cosa? Acqua o... Acqua. Ne ha bevuta tanta oggi? Parecchia oggi, fa caldo, sì. Bene, allora noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ripartiamo con la quinta parte e recupereremo i 3 minuti, 2 minuti nella quinta parte. Vorrei iniziare con gli squali e andiamo avanti con gli vendemmiatori. Si era quasi trasformata in un grappolo d'uva, si era insinuata fra le foglie, ma quella che tra i filari viene definita come Pocahontas è stata catturata ed è qui con noi. Come va? Buongiorno, bene, grazie. Lei da dove arriva? Da Stregna, dalle valli. Ma scusa, lassù c'è vino? No, poco vino. No, poco, sì, che io sappia. E cosa c'è a Stregna da raccogliere? Castagne? Le castagne, sì, la terra delle castagne, per cui sì. Perché uno sceglie di andare a vendemmiare? Ma intanto sono già anni che volevo fare questa esperienza e quindi adesso mi trovavo in un periodo di transizione, quindi ho deciso di fare questa esperienza. Ecco. Quindi è la prima volta che... È la prima volta che vendemmio, sì. E che difficoltà ha avuto?
se ci sono state delle difficoltà. No, nessuna difficoltà, a parte il caldo chiaramente, ma tranquillamente, insomma. Quindi era una tradizione che le era solo stata raccontata, quella della vendemmia? Sì. Ma neanche da piccolina non l'ha vista? No, mai fatto. Non le viene voglia di piantare una vigna a casa? No. Raccogliamo, archiviamo. Sì, esatto. Grazie. Prego. Allora, salutiamo questa signora di Stregna, vediamo se questo signore non l'ho fatto. Guardate quanto si suda da queste parti. Sì, si suda parecchio, specialmente quando è caldo. Lei è uno storico. Bravo, sì. Ma quanto è? 15 anni che sono vendemmiare qua. 15 anni si sudava così? Si sudava uguale. Quanti anni ha lei? Ne ho un 78. Però si mantiene bene. Vado avanti, la salute c'è, perciò si può andare avanti. Hai voglia, se c'è quella. Ma sì, cosa si sta a far casa poi? No? E quindi quanti giorni pensa di dedicare alla vendemmia? Ma non so, arriveremo i primi di settembre, ottobre, penso. Che lavoro faceva prima di... Ma sono sempre qua che do una mano, insomma. Da giovane? No, prima ero con le sedie. Anche lei? Sì, tutti. La zona di Corno, San Giovanni, tutta quella zona lì, insomma. No. E quindi lei non è uno che ama far niente? No, anzi, mi voglio tenere un po' in movimento, se no che cavolo facciamo? Tutto giorno a casa. Ma questo è un mestiere più da donne o da maschi? No, penso che vada bene per tutte e due le specie, diciamo. Io non vedo nessuno che si parla, cioè riuscite a parlarvi o siete tutti muti? Di noi? No, sì. Oggi siamo un po' più calmi perché ci siete voi, no? Siamo un po' come un'interrogazione. Senta, e cosa si porta al seguito? Ho visto dell'acqua intestata. Sì, ci portano dell'acqua minerale e prendiamo quella, insomma, più l'altra roba che portiamo noi dopo. No? Mangia a casa? No, abbiamo con noi il pranzo. Quindi in maniera romantica lei si metterà sotto un filare? Sì. Pane e salam? Pane e salam e anche mortadella ogni tanto. No? Sì, perché giustamente... Variamo così, dai, un po'. No? Allora, io vado dagli squali, che sono ovviamente caldi come delle mandorle. Cosa facciamo? Viva il vino e l'allegria. Sì, tanto per rimanere in tema. Allora, per agevolare il professor Bassi, voi riuscite a mettervi da questa parte? Perché intanto così noi ci riposizioniamo e quindi il vento, gli squali saranno baciati dal sole. Luigino, scusami, siccome c'è la signora delle Valli, che adesso non mi ricordo di Stregna, mi fai quella che la mia preferita delle Valli? Quella... Oppure le facciamo arrabbiare tutte le donne, gli sfeminis sempre a chiase. Cioè gli sfeminis, ma non è delle Valli della Tisona? È delle Valli? Sì. Perfetto. Esena Podomà. Hai capito, questo è internazionale.
quando ricapita di vendemmiare con questa colonna sonora, vedete che anche il nostro amico sloveno, che non gli ho chiesto dove abita esattamente. Scusa, com'è? Vieni, è la vostra, quindi l'hai riconosciuta? Sì, non hai bodo mai. Hai La canzone. Ciacca ne namo già. È giusto così? È dobro, capiscono anche loro. Capiscono anche loro perché dicevano vieni, facciamo la strada assieme. Quindi di fatto questa era ufficialmente delle Valli del Natisone, ma la capite benissimo anche voi. Sì, noi capiamo solo che loro parlano in dialetto un po' diverso come noi sloveni. Per cosa si differenzia, scusi? Ma sono diverse parole. Però noi riusciamo a capire anche loro. Dove abiti? Io abito a Visnevico, il paese di Ribolla. Paese dove fanno la festa di ribolla e olio di olive. Avete sentito sicuro? Certo che abbiamo. E facciamo la festa una volta all'anno e portano anche il produttore italiani il vino ribolla di là. Senti, i confini ce li siamo dimenticati. I confini erano una volta ma non esistono più. Come non esistono per animali, non esistono anche per contadini adesso. Noi, il vino, giusto? Certo. Noi adesso andiamo avanti da questa parte e vediamo di incontrare ancora alcuni vendemmiatori che non abbiamo ancora avvicinato, quindi vado da questo signore che non ho, ti ho già intervistato? No, questo è uno storico. Sì, come ti chiami? Gino. Gino, che cosa significa vendemmiare nel 2022? Per me è passare il tempo, se no cosa devo fare? Qui c'è un capo che coordina? Sì, il marito di Lara. Quindi Rodaro c'è? C'è, presente, almeno c'era qua, non so dove è andato adesso. Sì, lui è che volteggia, lui c'è, appare, scompare. Come lettere. Bravo. È dietro di... Eccolo, vedi, appare, scompare. Basta nominare il diavolo che sponta le code, no? Rodaro, ma quante ore fai tra i filari durante la giornata? Stai più in cantina o più in campagna? Ah, no, non ho mai fatto questo calcolo, vado dove c'è necessità. Di che cosa ha bisogno il vendemmiatore? Di spostare qualche secchio? Intanto di far capire che cos'è la vendemmia, che non è un lavoro di fatica ma un lavoro di sveltezza, tant'è che è più un lavoro da donne che da uomini. Infatti avevo chiesto a un signore se è quindi un mestiere un po' più femminile. Non è un lavoro di fatica, quindi dobbiamo far capire che bisogna tagliare, buttare nel cesto per fare un po' di chili durante la giornata e non in un senso così da sfruttare la gente, ma da fare loro quello che faccio anch'io, insomma, quella quantità che posso fare anch'io, ossia rapportare umanamente a quello che può essere la gestione del lavoro. Senti, ma una volta si dice che si cantava durante la vendemmia? Sì, è vero, si cantava durante la vendemmia, io mi ricordo che si cantava, però adesso uno è rumeno, un altro è sloveno, uno è bosniaco, uno magari è qualche ragazzo del sud che non sa le nostre villotte, le nostre canzoni. Che crogiolo di razze abbiamo in questo momento nel vigneto? Tutto. E quindi cosa cantiamo? Zapluja, le barcica moja, e quello è sloveno. Zapluja, zaplula je barcica moja. Io so qualche parola in sloveno, però dopo mi fermo lì, Daniele. Boris, no? Si chiama, come si chiama? Boris, fallo cantare lui, Zapluja. Scusa. Vai. Zaplula, zaplula, zaplula je barcica moja. Non so come va avanti. Lui si è commosso e andiamo con Zapluja allora, vai.
abbiamo concluso col ritornello di Zapluia e arriva, avete sentito? Non sono pazzi, è l'altra squadra di vendemmiatori di Rodaro, quindi non è il sole che ha inciso sulle meningi, quindi dedichiamo un brano, però dopo la pubblicità, ai vendemmiatori che stanno di sotto. A tra poco. Come nel 2006 un noto commentatore diceva è azzurro il cielo sopra Berlino e qui invece il cielo è azzurro sopra Spessa dove è in corso la vendemmia. Questo signore arriva dalla Romania? Dalla Romania. Senta, ma dalle vostre parti si vendemmia come? Sì, dalle nostre parti si vendemmia come qua più o meno, cioè non saranno così tanti ettari come sono qua in Italia, ma anche da noi c'è vino. Senta, siete più forti nei neri o nei bianchi? Nei rossi siamo più forti. Cabernet? Cabernet e quell'altro Merlot. Ho capito. Quant'è che lei frequenta i filari? Io sono qua dal signor Paolo solo da 3 giorni. Ha cominciato da poco? Sì, da poco ho cominciato da lui. Ma aveva vendemmiato in altre aziende? Sì, ho lavorato a Cormons in un'azienda 17 anni, dopo a Paedis, in un'azienda 6 anni, dopo sono venuto qua dal signor Paolo. Senta, ma questo è un modo anche per arrotondare, ma anche come prima professione, no? Per me, professione, cioè io non so come spiegarlo. Lei lavora già? Ho già fatto questi lavori qua da 22 anni. Quindi li conosce? Sì, li conosco tutti, portare, taroppare, cimare, so fare cantina. Ecco. Sì, quindi è un uomo completo, insomma. Sì. Perfetto. Allora io vorrei andare da quel signore con la maglietta blu, che non ho ancora avvicinato, e lei invece da dove arriva? Dalle periferie di Udine. Quindi è un cittadino, di che quartiere? Della zona vicino Basaldella, Cusignacco, quella zona lì. Quindi Udine Sud? Esatto. Ma senta, com'è la vita in città e poi arrivi qua e respiri tutta un'altra aria? Qua è per lavoro comunque, non c'è solo la vendemmia per me, svolgo anche altre mansioni, tipo potatura, tutte le fasi del lavoro della vigna. Quindi tu vedi... Adesso faccio vendemmia, ma poi lavoro per diversi mesi all'anno, quasi tutto l'anno nel settore. Quindi sono un potatore, così si potrebbe dire, così definire. Ho capito. Quindi tu vedi la metamorfosi della vigna, no? Sì, diciamo che uno ha una visione completa del processo naturale della vite. Non lavoro in cantina, quindi lì non ho conoscenza dal punto di vista, chiamiamolo chimico, ma dal punto di vista pratico, naturale, vedo lo svilupparsi della natura. È quasi come un figlio che cresce, no? Esatto, è un ciclo che ogni anno ricomincia, un po' come vedere la primavera ogni anno. È un avvicendarsi della natura. Allora, avete sentito che bei passaggi, adesso il passaggio lo chiedo agli squali che si posizionano ecco, da questa parte, così non andiamo in controluce. Luigino, chiudiamo. Come siamo in comune di Cividale, no? Siamo ai confini, diciamo, dopo comincia Corno di Rosazzo, tocca fare Cividale, né Ville, ma né Ponte di Città.
Grazie agli squali, oggi li abbiamo fatti suonare in maniera piuttosto intensa e guardavo quello scorcio, io dico sempre nutriamoci con il nostro Friuli e le immagini del nostro Paolo Bassi, guardate l'ordine di quella collina che è veramente in linea d'aria a 150 metri da noi. Girando di 180 gradi possiamo mostrarvi quello che è il prodotto di ore di lavoro dei vendemmiatori che abbiamo ascoltato in questa puntata dello Scrigno, che si trova proprio da questa parte, quindi si continuerà perché la vendemmia deve andare avanti. Qui abbiamo parlato prima con Paolo Rodaro che ci parlava dei vini a sostegno di quello che è le basi spumante, e questo è un carro che di fatto è pronto per andare convergere in cantina per tutte le lavorazioni del caso. Credo che noi avremo ancora qualche minuto che vorrei utilizzare ancora con dei vendemmiatori che probabilmente in questo momento sono in pausa, e quindi li avviciniamo e da lì poi chiuderemo serenamente la nostra puntata. Credo che avremo ancora 7 minuti, quindi ancora qualche voce e gli squali a chiudere. A tra poco. Eccoci qui, ci siamo spostati e in questo momento vedete che i vendemmiatori di fatto sono nella fase del riposo. Signora, lei come si alimenta? Al naturale. Tipo, oggi cosa mangia? Ho mangiato mozzarella e pomodoro. E poi si riprende? E poi si riprende. Fino a che ora? Fino alle 4. Basta. Lei viene da sola a vendemmiare? Viene con gli amici, con i familiari? Sì, da sola. Perché decide di far fatica sotto il sole? Perché mi piace. La rilassa? Sì. Volevo dirvi un segreto, lei è mia mamma. E quindi ecco che lei... Questa è la mamma della Boldarino? Certo, è sempre qua, mi aiuta in tante cose, tra cui anche la vendemmia. Questa è una carambata, signora, io non lo sapevo, io sono arrivato così a freddo, e quindi, ma sua figlia non mangia con lei, no? No. Perfetto. Quindi la mozzarella se l'è scofanata lei, quindi... Già fatto. Buon appetito allora, signora. E vedete che ognuno si organizza a suo modo, li vedete che rilassati, quindi riflettono sull'uva raccolta. Il primo signore probabilmente sarà su Facebook, vedrà chi gli ha chiesto, no, non è su Facebook, sta vedendo i gol dell'Udinese, quindi perché deve scrivere alla nostra Spangaro che fa gli approfondimenti su il glorioso... la gloriosa affermazione dell'Udinese con la Roma, 4 bei peri ai... dicevi Paolino? Perfetto, quindi qui ci si idrata, io vado da questa parte, vado da questo signore e quindi vado a vedere qual è il menù del vendemmiatore. Vedete, questo è il sottufficiale che abbiamo visto prima. Scatolette, quindi una cosa particolarmente elaborata. Cos'è? Simmental? Banana, dolce, e le uova le ho già mangiate, vedi che ci sono le bucce per terra che fanno hummus. Perfetto, quindi la banana per il potassio, quindi così non abbiamo crampi di un certo livello. Andiamo da questa parte. Pocahontas lei ha già mangiato, e adesso voglio andare a curiosare da questo signore che romanticamente è adagiato sul palo che sorregge il filare. Posso chiedere? Vengo a curiosare perché voglio vedere cosa stai mangiando. Anche tu? Sto mangiando verdura e un po' di tutto qua c'è. Te la sei preparata tu? Sì, come si chiama? Sono già quelle robe già pronte che trovi in scatola. Quindi non è che hai fatto gran fatica? No. Ho capito. È così. Buon appetito. Grazie mille. Lasciamo mangiare il vendemmiatore, e c'è chi magari sta anche come su quell'auto bianca. Probabilmente si sta mangiando un panino, c'è la borsa frigo in auto, e quindi sta all'ombra, quindi si protegge dal sole. Io adesso mi fermo con il nostro Paolo Bassi e andiamo a chiudere perché c'è una chicca che Rodaro vuole farci vedere.
Abbiamo visto tanta tradizione fra i filari, tanti vendemmiatori, la pausa dei vendemmiatori, ma c'è anche la tecnologia che aiuta i produttori, o in questo caso, nello specifico, lui ama farsi definire un contadino, il contadino che produce vino, vero Paolo? Sì, certo. Volevo farvi vedere così la curiosità, le ricerche che sono dietro a un imprenditore agricolo. E questo in mezzo ai filari abbiamo, adesso non serve più, un termometro che mi misura la temperatura e l'umidità. In questo momento abbiamo 32,8 di temperatura con 45% di umidità. Abbiamo in 3 luoghi dell'azienda monitorato l'andamento stagionale. Quest'anno non c'è permesso perché c'è stata troppa siccità, adesso abbiamo avuto troppa acqua nel giro di una settimana. Perché si fa questo? Perché io ho un progetto, un'idea che in questo microclima vicino al bosco, questo Éter de Sauvignon, potrebbe diventare un Sauvignon dalla muffa nobile, quindi dalla botrytis nobile, per fare un vino secco. Quindi se noi riusciamo a fare un Sauvignon con la muffa nobile e un vino secco, noi abbiamo fatto quello che si usa dire il vino eterno, perché è un vino che non invecchia mai. Grazie Paolo Rodaro e grazie per l'ospitalità, un saluto ovviamente anche a Lara Boldarino, ci hanno supportato per la realizzazione di questa trasmissione, quindi io direi che possiamo salutarci qui, però chiudiamo con la musica, gli squali. Io vi do appuntamento a martedì prossimo perché vi mostreremo una chicca, andremo nella zona al confine fra Tricesimo e Reana, dove ci sono dei mezzi militari che credo non abbiate mai visto, quindi lo scrigno si trasmetterà da là. Squali, che cosa ci fate sentire? Inchede dagli smesgnozos. Bene, da Spessa è veramente tutto. Io mi metto in mezzo a Paolo e a Lara e quindi noi chiudiamo qui questa puntata dedicata alla tradizione della vendemmia. Grazie Paolo, grazie Lara, alla prossima, arrivederci e vi ricordo di rimanere sempre sul canale 11, 2 volte numero 1, ovvero sia Telefriuli. Arrivederci e grazie Paolo Bassi.